Cesa ad Agrigento per parlare all'UDC dell'impegno dei cattolici in politica mentre si prepara una mobilitazione dell'MPA contro l'autonomia differenziata. L'acqua del fiume Verdura si perde, le nostre produzioni vanno a rotoli, grido d'allarme arriva dagli agricoltori del Riberese, mentre a Canicattì il presidente del Consiglio Comunale esprime forte preoccupazione per il paventato blocco delle autobotti. Confcommercio, incertezza sulle concessioni balneari a stagione già aperta e plauso agli imprenditori che continuano a proprie spese a garantire i servizi. Oggetto non identificato ieri nel cielo del sud, visto anche da Agrigento, sarebbe un satellite lanciato da Elon Musk, ma c'è chi giura che non è così. Incidente mortale sulla Sciacca Palermo, intimidazione ai esercizi commerciali del villaggio Peruzzo, violenza privata a Raffadali, aggredisce il genero sempre a Raffadali e incendi in città. Festa della musica a Porto Empedocle celebra il jazz, si è conclusa ieri la 3 giorni, partecipata e apprezzata. E l'Acragas ha un nuovo allenatore, Lilo Bonfatto, il nome ufficializzato oggi in conferenza stampa. E a tutti ben trovati dalla nostra redazione. Apriamo con la politica. Ieri c'è stato Cesa ad Agrigento per una partecipata assemblea dell'UDC nel corso della quale si è parlato dell'unità politica dei cattolici e per noi c'era Arturo Cantella. L'Unione Terrana, nonostante il caldo, l'UDC ha riunito tanti elementi di tutta la regione qui ad Agrigento per incontrare l'onorevole Cesa e fare il punto un po' della situazione dopo le europee. Oggi per me è un motivo di profonda gioia per il fatto che all'appello dove ho chiamato tanti amici su un tema importante quale la dottrina sociale, l'impegno dei cattolici in politica, sono arrivati proprio un fiume di persone il 22 giugno con un caldo torrido. Questo non può che farci sperare bene per il futuro. Ritengo che oggi questo è un tema importante perché la dottrina sociale è quella che mette al centro l'uomo, i suoi bisogni, le necessità, mette al centro il lavoro, la difesa dei lavoratori, ma mette soprattutto al centro tutte quelle persone che non possono dire ci sono pure io. Noi vogliamo aprire il sipario, quel sipario dove dietro c'è tutta quella gente che soffre, che ha difficoltà, perché non possiamo guardare solo quelli che parlano, i leader politici, perché loro va tutto bene, ma non è così. In Italia ci sono tanti giovani che non hanno fiducia, tanti giovani che hanno difficoltà, tanti giovani che non si possono comprare nemmeno le scarpe, ed è un sondaggio che è uscito pochi giorni fa e quindi questo ci fa profonda tristezza, ma vogliamo recuperare tutti quegli italiani che non vanno a votare, quel 50% o forse di più di italiani che non vota e che perché non è contento dei populisti, non è contento dei sovranisti, ma vuole un centro vero, un centro che si occupi della gente, un centro che porti pace e amore, e noi vogliamo portare in Italia pace, amore e serenità. Il partito si riorganizzerà con un congresso nazionale, diceva Cesa, chissà, Terrana potrebbe essere il sostituto per un incarico nazionale. Lui ci lavora da tempo a farmi segretario nazionale, ma non ci sono, e sono io che non lo voglio fare e che non sono candidato, perché lui è un buon segretario e ritengo che abbia tutti gli strumenti e quella serenità soprattutto in questa fase storica di portare avanti un partito e di lanciare tanti giovani. Sì, l'UDC vuole, l'Unione dei Democratici Cristiani riparte dalle singole regioni per rimettere in piedi un contenitore che voglia difendere con forza i valori che sono dietro lo scudo crociato, quindi l'identità cristiana del nostro paese, la famiglia, quella tradizionale, ma non con le parole, con sostanza, con iniziative vere, difendere la vita fin dal suo concepimento fino per sempre, quindi tutelare la salute delle persone, rimettere al centro le cose vere, le cose concrete che molte volte in me non vengono messe
non interessano a molti partiti che magari sono guidati da leader che durano il tempo che durano, quindi un partito che ha radici profonde, radici cristiane e che si richiama alla dottrina sociale. Autonomia differenziata, un altro problema che come spiegherete ai cittadini? No, l'autonomia differenziata, bisogna che gli amministratori, anche quelli del sud, si assumono la responsabilità di gestire meglio le risorse, ma saranno i cittadini a decidere. Il premierato? Sul premierato? Sul premierato. Il premierato deve essere accompagnato da una riforma della legge elettorale e dalla riforma dei regolamenti parlamentari, perché bisogna trovare un giusto equilibrio tra chi fa il Presidente del Consiglio con poteri ampi e il Parlamento che rischia di non esistere più e non è nelle nostre intenzioni. E anche sul premierato ci sarà il referendum. Lei è stato critico verso il voto a Tamaio? Di Tamaio? Io sono critico verso i vari Tamaio che ci sono in Italia, che sono andati a chiedere un voto per essere eletti parlamentari europei e non vanno in Europa, tradendo gli elettori. Ci sarà una riunione dei vari democratici cristiani, del simbolo della DC, del ruolo italiano? Presto riuniremo non solo le sigle politiche, ma soprattutto i movimenti che sono enormi, sono tantissimi, fanno uno straordinario lavoro in tutta Italia, sperando di rimettere in piedi un grande partito di Area Democratica Cristiana. Domenica si vota, avete tanti candidati che appoggiate come centrodestra, ecco, questo vuol dire che è un partito che cresce nonostante qualcuno, lei ha detto, abbia voluto cancellarvi. A chi si riferiva? Riferivo agli amici di Forza Italia che hanno tentato ci hanno umiliato alle politiche cancellandoci, cercando di cancellarci dalla scena politica, ma noi siamo qua, come avete visto oggi, presenti più che mai, e non lo siamo solo in Sicilia, lo siamo in tutta Italia. Un'ultima domanda, il suo ruolo alla Nato, diceva lei, è importante anche nel rapporto verso la Meloni che l'ha incaricata ad allargare il campo europeo. Sto esattamente facendo il lavoro che sta facendo la Meloni, riportando l'Italia all'interno della Nato protagonista e cercando di portare l'attenzione della Nato anche rispetto al tema del Mediterraneo, del Golfo e dell'Africa, cosa che non faceva negli ultimi mesi, occupata come giustamente deve essere sull'Ucraina e su altri fronti indo-pacifici. Il nostro ruolo è prestare attenzione ai nostri dirimpettai perché non accada nulla e si vive in pace. L'acqua del fiume Verdura si perde e gli agricoltori sono in crisi per la difficoltà che hanno ad irrigare le loro colture e per questo hanno inviato alla nostra redazione un video nel quale tentano di sensibilizzare quanti possono su una possibilità, quella dell'acqua del Verdura che viene vanificata. Sentiamo. Oggi è il 2 giugno 2024. Un gruppo di agricoltori di Ribera siamo venuti a verificare l'acqua che arriva dal fiume Sosio che si imbocca all'interno della diga Cammaura. Come potete vedere dal video, si vede che oggi, nonostante le scarse piovosità, il fiume Sosio riesce ad affluire all'interno della diga Cammaura un'enorme quantità di acqua che noi abbiamo stimato che sia all'incirca da 400 litri al secondo. Ora ditemi voi se noi non abbiamo diritto di chiedere l'acqua e tutta quella che ci sia, perché questa acqua non può andare a finire al mare per come è andata tutta l'inverno. Vogliamo sapere di chi sono le responsabilità di tutto questo e lasciamo a voi la risposta e il pensiero che vi fate vedendo correre tutta quest'acqua e a noi ci dicono che acqua non ce n'è. Noi siamo venuti qua per evidenziare la realtà dei fatti. Vediamo a voi tutti di tirare voi le conseguenze. Grazie. E sempre in tema di acqua, il presidente del Consiglio Comunale Domenico Licata di Canicattì chiede notizie sulla situazione idrica in città e sul sistema di approvvigionamento sia attraverso AICA che con le autobotti private. Atteso dice che giungono notizie di un blocco di queste ultime. Appare evidente, afferma, che in vista della stagione estiva e il conclamato stato di crisi procurato da una perdurante siccità che ha colpito il nostro territorio,
Qualora le allarmanti segnalazioni abbiano fondamento, si paventano ripercussioni, conclude, di carattere sanitario, economico e sociale che potrebbero sfociare in vere e proprie emergenze. E da Canicattì ci spostiamo a Palma di Montechiaro, dove oggi è stata messa giù la prima pietra per la messa in sicurezza del versante attualmente in frana di Contrada Ciotta Facciomare. Sentiamo il sindaco Castellino. Siamo orgogliosi oggi di condividere con tutti i soggetti protagonisti, ma soprattutto con gli abitanti di questa frazione. È una giornata per noi storica ed importantissima. Tantissime sono le controversie che abbiamo dovuto superare. Oggi in un gruppo WhatsApp che abbiamo con gli amici di Ciotta si ricordavano anche questi passaggi. Quando ci siamo insediati 7 anni or sono abbiamo progettato e trovato questo finanziamento che va intorno ai 5 milioni di euro, grazie al Dipartimento regionale della Protezione Civile, guidato all'epoca dall'ingegnere Foti e poi continuato con il grande direttore ingegnere Salvo Cocina, che mi ha delegato a essere soggetto attuatore di questa importantissima opera. Abbiamo dovuto superare una serie di ostacoli dovuti alla burocrazia e alla farraginosità che a volte comportano questi eventi più importanti, ma adesso dobbiamo guardare avanti. Oggi è il giorno dell'inizio concreto dei lavori e ringraziamo tutti i soggetti coinvolti, dal RUP architetto Salvatore Di Vincenzo, al responsabile della protezione civile locale l'architetto Lillo Enguanta, alla ditta Aveni che si è aggiudicato il lavoro, alla direzione dei lavori, ai miei collaboratori, ai miei assessori, ai miei consiglieri comunali, al segretario comunale, a tutta la macchina comunale, a tutti i dipendenti comunali che consentono la realizzazione di queste importanti opere. Io ero ragazzino. Poco fa ho ricevuto una telefonata che mi ha emozionato. Io ero un ragazzino quando con la Vespa 50 percorrevo questa strada per raggiungere Marina di Palma. Il crollo di questa viabilità, oltre a creare un danno a chi direttamente coinvolto, ha creato un danno enorme alla frazione di Ciotta, perché impedendo il collegamento con l'altra frazione balneare, che è quella di Marina di Palma, vi è stato un deprezzamento evidentemente dei valori degli immobili e dei terreni e la impossibilità, perché io ero un ragazzino e qui venivamo a passeggiare. Qui c'era un locale dove era possibile anche mangiare qualcosa ed era un punto vivo. Da un punto vivo 13 anni fa è diventato punto morto. Voi vedete che addirittura la terra e gli alberi avevano invaso la carreggiata. Siamo convinti che rispetteremo i tempi di realizzazione e lì dobbiamo essere tutti bravi affinché queste opere possano concludersi nei tempi previsti e consentire non solo la riapertura di questa importante arteria, ma anche, e perché no, creare le condizioni perché questa possa diventare, non solo questa, ma anche la viabilità qui parallela, un lungomare dove poter godere di questo meraviglioso mare. Perché diciamocelo chiaramente, se la movida è a Marina di Palma, il bagno i palmesi e i turisti lo fanno a Ciotta e quindi dobbiamo fare in modo che questa località riprenda il posto che merita. Io vi chiedo di fare una cosa, perché ci tengo ed ha un'importanza enorme. Quando da ragazzino mi mettevo sulla spiaggia e all'imbrunire si accendevano le luci, questo skyline, in questo momento lo vedete deturpato dalla frana, ma questo skyline non ha nulla da invidiare a quello più famoso di Posillipo, per esempio. È al di là poi delle controversie urbanistiche, si è costruito in maniera, sostenibile, mettiamola così, sono tutte villette, non vi è stata un'aggressione feroce e come vedete il verde e le case si alternano in maniera, quasi affascinante e molto bella. Da parte nostra l'amministrazione sarà sempre presente per quando potrà. Ora è il momento di dirlo, non l'abbiamo detto prima per non fare confusione, ma architetto, a breve andrà in gara, e ora lo possiamo dire, dal governo regionale i lavori della Bratella, quindi non ci fermiamo qui, abbiamo altri 700.000 euro da investire a monte per la Bratella, in modo tale che finalmente Ciotta abbia sia la viabilità per Ciotta Bassa, se ricordo bene, e sia la viabilità per Ciotta Alta, così si chiamava
quando ero ragazzino io. Io sono veramente felice e ringrazio l'attuale governo regionale, il governo presieduto dal presidente Schifani, il governo presieduto dall'amico oggi ministro onorevole Musumeci, con il quale abbiamo portato avanti questa iniziativa, il governo nazionale che è sempre vicino alle esigenze del territorio, in particolare a quelle di Palma di Montechiaro, ma noi abbiamo un unico motto: noi amiamo Palma di Montechiaro e con mille difficoltà cerchiamo con orgoglio di servirla nei migliori dei modi. Viva Palma di Montechiaro! E l'autonomia differenziata fa discutere in tanti, interviene Francesco Colianni, che è dell'MPA, che dice: siamo pronti alla mobilitazione per cambiare una legge che non ci convince. L'autonomia per il Movimento per le Autonomie è un valore, ma certamente non quella che spacca un paese in due, portando ad un nord sempre più ricco ed un sud sempre più povero. Lo dichiara l'ex vice sindaco di Enna Francesco Colianni in merito alla riforma dell'autonomia differenziata. La riforma del 2001, ad opera del centro-sinistra, rappresentò un vero e proprio fallimento, con un accavallamento di competenze tra Stato e Regioni che risultò fortemente nocivo per l'amministrazione della cosa pubblica. Oggi, senza i livelli essenziali di prestazione, assisteremo, continua, ad una vera e propria secessione da parte di quella classe politica del nord del paese che non guarda di buon occhio il sud e che teorizza di abbandonarlo al suo destino. In questo senso, afferma, ci muoveremo per difendere il popolo siciliano e per tutelare la vera autonomia, che da un lato serve a responsabilizzare le regioni, e dall'altro a mantenere l'integrità e l'equilibrio economico e sociale dell'Italia intera. Abbiamo deciso, conclude Colianni, di iniziare una fase di mobilitazione che partirà da Enna con un incontro operativo di diversi amministratori locali per chiedere profonde correzioni ad una legge che non ci convince affatto. E c'è stato un galà per raccontare le attività svolte e deliziare gli ospiti presenti con l'ottima musica di Siche Quartet. L'iniziativa è stata voluta dalla Onlus Saieva, impegnata sul territorio con progetti di assistenza ai disabili, agli anziani e ai minori. E sentiamo i protagonisti di questo evento. L'Associazione Disabili, Anziani e Minori Saieva Onlus oggi, in un momento di festa, ma un momento anche importante per parlare un po' e fare il consuntivo della vostra attività nel sociale che svolgete quotidianamente. Sì, oggi come ogni anno abbiamo sempre il piacere di organizzare una serata che si chiama sempre Serata di Gala. Questa sera abbiamo il piacere di avere come nostri gratitissimi ospiti i nostri partner del progetto Agricoltura Sociale. È un momento di incontro, è un momento di confronto, è un momento in cui noi facciamo un po' il bilancio e sunto di quelle che sono state un po' le attività e anche un po' la progettazione delle attività future. Quello che ci piace sempre è fare e coinvolgere il territorio e renderlo partecipe e attivo su tutte le attività che facciamo. I vostri sono settori particolari, come uno tra i tanti l'assistenza e il supporto alle famiglie? Diciamo che quando noi parliamo di supporto alle famiglie, oggi lo vogliamo intendere in toto, a 360 gradi. I bisogni alle famiglie non sono solo bisogni speciali, ma ci piace pensare che sono bisogni naturali, che le famiglie hanno tante esigenze legate ai ragazzi, sia con difficoltà ai ragazzi normali, sono legati al bisogno di integrarsi nel nostro territorio e di avere quelle risposte sociali, naturali che il territorio dovrebbe dare. E noi ci piace pensare di essere un anello di comunicazione tra le persone e i servizi sul territorio. Un territorio che ha bisogno di questo servizio, no? Il territorio ha bisogno di tantissimi servizi, tant'è che noi stiamo cercando in tutti i modi di ampliare le tipologie di servizi che non siano forme di assistenza ma forme di integrazione sociale, includendo, infatti nel progetto Agricoltura Sociale abbiamo incluso anche i ragazzi che non hanno delle difficoltà ma che possono avere semplicemente delle fragilità e che diventano da supporto e da elemento migliorativo per i ragazzi che invece presentano delle difficoltà. La Via degli Aromi, un progetto che voi avete presentato l'anno scorso e che sta andando avanti, con quali prospettive, anche fare un po' il punto di quello che è stata la vostra mission?
Allora, dopo un anno possiamo dire di essere contentissimi e soddisfatti di questo progetto che presenteremo invece fra qualche mese, daremo proprio il frutto di quelle che sono state le nostre attività. È un progetto che ha portato e porta i ragazzi a coltivare la terra, l'azienda Airone Dottore Gianfriddo, è un progetto dove lo abbiamo aperto a tutta la città, ai ragazzi normodotati, senza difficoltà, sia ai ragazzi con difficoltà, e nel tentativo di poter vivere quelle esperienze di normalità, sempre avendo però come elemento fondamentale l'integrazione come elemento sociale e quello che noi ci prefissiamo in futuro è anche un'integrazione di tipo lavorativa. So che avete degli obiettivi a breve, quali? Noi abbiamo tantissimi obiettivi, di integrare sempre di più il nostro territorio e migliorare e potenziare i servizi, e che questi servizi possano veramente abbracciare tutti i bisogni della comunità, non solo le persone cosiddette fragili, ma che i servizi siano qualcosa che possano fare crescere la nostra società e dare un contributo positivo alla nostra città. Ci troviamo qui ad Agrigento proprio per la convention della Seiva Onlus. Perché una convention? Perché è un punto fermo in cui si guarda quello che è stato fatto precedentemente, dove ci troviamo e dove andremo. La cosa più importante è quello effettivamente di trovare nuove risorse, nuove energie per fare nuovi servizi e per far lavorare i lavoratori che hanno bisogno. Bisogna rilanciare il nostro territorio, proprio per questo siamo qui, proprio per dare un impulso alla nostra città e a tutto il territorio che ci sta attorno. La Seiva Onlus oggi è un ente del terzo settore che dà servizi e quindi sempre più dobbiamo fare qualcosa per la nostra città e per il nostro territorio. Oggi ci sono anche i vostri partner presenti. Allora, noi abbiamo superato un progetto che si chiama la Via dei Sapori, FSE, ne stiamo preparando anche tanti altri progetti proprio per rilanciare il nostro territorio, perché se facciamo i progetti arrivano delle risorse dove si possono attuare i servizi e far lavorare tantissima gente. Il nostro territorio non si deve spopolare perché abbiamo tantissime risorse e anche tantissimi professionisti che devono rimanere qui e dobbiamo essere anche utili alla pubblica amministrazione e anche alle altre associazioni per diventare volano del nostro territorio. Voi lavorate con l'assistenza ai disabili, anziani e minori, un settore particolarmente importante, è molto sensibile e molto particolare. Noi facciamo assistenza agli anziani, ai disabili e ai minori e in più tutte le attività che sono connesse alla famiglia. E quindi questo cerchiamo in tutti i modi di fare bene e se lo facciamo bene dobbiamo cercare in tutti i modi di farlo ancora meglio, perché far meglio le cose non c'è mai fine. Ricordiamo che voi avete anche un 5 per 1000 per contribuire noi con il 5 per 1000 abbiamo fatto tante cose, abbiamo comprato un pulmino, abbiamo ristrutturato una sede che è completa a disposizione della città di Agrigento e noi la cosa più importante è quella effettivamente di collaborare e far funzionare le cose. 2 anni fa abbiamo avuto il piacere di iniziare a avviare questo progetto per i giovani con cui si poteva, diciamo così, inserirli nel mondo dell'agricoltura, partendo dalla piantumazione, dalla coltivazione del terreno per poi passare anche alla piantumazione delle piante e così via fino alla produzione e al prodotto finale. L'obiettivo è portare questi giovani, diciamo così, in un percorso di lavoro, di studio, di formazione che li porta sempre più vicino a ciò che noi facciamo quotidianamente. Con quali risultati? Attualmente stiamo avviando appunto i ragazzi nella fase della formazione e soprattutto nella fase della prima realizzazione, cioè la preparazione del terreno e quindi faremo a breve la pianturazione delle prime piante da orto. Poi passeremo alle piante appunto aromatiche e ancor più con i fiori, quindi questi sono obiettivi che noi ci poniamo di fare con questi ragazzi. Assessore, oggi presente a questa iniziativa della Seiva Onlus, un'azienda che si occupa di assistenza ai disabili, anziani e minori con anche progetti nell'agricoltura con la Via degli Aromi. Assolutamente sì, abbiamo accolto con grande piacere l'invito della Seiva Onlus con cui il Comune di Agrigento ha dei rapporti di carattere istituzionale e non in ultimo la collaborazione attraverso questo bellissimo progetto della Via degli Aromi che sta andando benissimo. Noi abbiamo messo a disposizione come Comune di Agrigento per quanto riguarda la parte sociale ma anche per quanto riguarda tutte quelle che sono le attività di verde pubblico relative proprio all'agricoltura sociale, tutte
nostra la disponibilità massima e collaboriamo e contribuiamo a dare il nostro sostegno. Devo dire che la Saieva Ollus è una realtà assolutamente condotta bene ad Agrigento, numerose sono le iniziative, oggi questa serata è una serata che diciamo così raggruppa anche la provincia, ma sta a rappresentare l'importanza nel territorio di fare rete grazie all'associazionismo, perché ribadisco il concetto. Non esistono gli enti, non esistono, diciamo così, tutti coloro che sono bravi nel fare le cose se non c'è l'aiuto e non c'è la collaborazione della rete. Ecco, la Saieva Ollus fa rete con le istituzioni, fa rete con il Comune di Agrigento e noi siamo ben lieti di partecipare a questo evento. È un invito al quale ho risposto veramente con piacere. Per l'occasione la serata inizierà proprio con un quartetto di sassofoni, anch'esso del Conservatorio di Palermo. Sono dei ragazzi molto giovani che comunque già si sono distinti in varie manifestazioni, in ultimo ad esempio il prestigioso premio Abbado, organizzato proprio dal Conservatorio di Palermo, dal Teatro Massimo, discutendo veramente ampi consensi. Questa sera avremo quindi l'occasione e il piacere di ascoltarli. Non è immaginabile una località di mare senza i servizi forniti a tutta la collettività dagli stabilimenti balneari, ma nell'incertezza sulle concessioni si continuano a garantire servizi alla collettività. Un plauso a chi si adopera con dedizione e professionalità per la sicurezza della spiaggia. A parlare è Gero Niesi, delegato SIB di Confcommercio Agrigento, che evidenzia che tali servizi adesso sono messi a rischio nell'incertezza sulle concessioni balneari e con l'inizio dell'estate e le spiagge affollate la polizia e la sicurezza del servizio di salvamento sono garantiti solo laddove sono attivi gli stabilimenti balneari. E poi Niesi continua dicendo che i concessionari di spiagge affrontano molte spese che sono obbligatorie e specifiche solo in questo settore, che spesso riguardano servizi che vanno a beneficio dell'intera collettività svolti in maniera esemplare al posto delle amministrazioni comunali. E ancora una denuncia urgente è stata presentata da Codacons tramite il responsabile del Dipartimento Trasparenza Enti Locali Giuseppe Di Rosa. Ha al centro una discarica abusiva situata in via Sirio, adiacente all'ingresso posteriore del mercato all'ingrosso di ortofrutta, che, come sottolinea il Codacons, rappresenta un grave pericolo igienico-sanitario. I video e le immagini trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Giuseppe Di Rosa evidenziano chiaramente, li state vedendo, il degrado della zona con rifiuti accumulati in modo indiscriminato. E ieri qualcosa di inconsueto ha tenuto un po' tutti con il naso all'insù, avvistamenti di un oggetto in cielo, sono venuti non solo ad Agrigento, in Sicilia, ma anche in parte del sud Italia. Sentiamo di cosa potrebbe trattarsi. Non solo Agrigento e l'intera Sicilia, ma il sud è stato ieri con il naso all'insù, identificando uno strano oggetto nel cielo. Le immagini riprese poi anche dalla stampa nazionale evidenziano un bagliore e una forma imprecisata a muoversi e il popolo della rete si scatena a dare la sua lettura. Chi parla di UFO, chi di forme di vita presenti nello spazio, insomma le ipotesi che si leggono sono le più disparate. Alla fine la più accreditata
data sembrerebbe quella fornita dal Centro Meteorologico Siciliano, che intorno alle 23 ha pubblicato un aggiornamento secondo cui l'avvistamento che sta interessando il Sud Italia sembrerebbe essere il razzo vettore dei satelliti Starlink e sottolinea che alle 19:15 di ieri SpaceX ha lanciato un lotto di satelliti per la costellazione Starlink dal complesso di lancio 40 a Cape Canaveral in Florida. Questo lancio, spiega, fa parte del progetto SpaceX per fornire un sistema di comunicazione internet spaziale attraverso una vasta rete di satelliti in orbita bassa terrestre. Starlink è una costellazione di satelliti attualmente in costruzione dal produttore privato aerospaziale statunitense SpaceX, di proprietà di Elon Musk, per l'accesso ad internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza. Ma c'è chi giura che un satellite di tal fatta non segue questo tipo di traiettoria e non ha un alone al di sopra. E adesso ci fermiamo per la consueta pausa pubblicitaria e torniamo tra pochissimo. E adesso una nutrita pagina di cronaca. È stato con molta probabilità un tasso alcolemico per 2 volte superiore al consentito, responsabile di un terribile incidente verificatosi sulla Palermo-Sciacca che ha fatto 2 vittime. Un bimbo e una ragazza di 20 anni sono morti e un'altra giovane è in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto all'alba di ieri sulla Palermo-Sciacca, all'altezza di Giacalone. Sull'incidente pesa il risultato del tasso alcolemico riscontrato sulla guidatrice, che potrebbe essere la causa della perdita di controllo della vettura finita contro il guardrail. Tutte le persone coinvolte nell'incidente erano a bordo di una Fiat Punto. Le vittime sono Selma El Mouakit, 20 anni, e il piccolo di 16 metriesi Abdrahim Garsalla. Sulla vettura c'erano anche Miriam Vianale, di 23 anni, e Chiara Irmana, di 21 anni. Entrambe sono state ricoverate in ospedale, una in prognosi riservata. Le ragazze avevano passato la notte a Palermo e stavano tornando verso Partinico. La ragazza e il bimbo, che erano seduti nella zona anteriore dell'auto nell'impatto con il guardrail, sono volati fuori dal parabrezza. I soccorritori li hanno trovati fuori dall'abitacolo. Per Selma El Mouakit, 20 anni, e il piccolo di 16 metriesi Abdrahim Garsalla non c'è stato nulla da fare. Il bimbo non è il figlio della ragazza morta, ma di una delle 2 giovani rimaste ferite. I rilievi e le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale. Si stanno sentendo i genitori e i parenti per cercare di ricostruire quanto successo. E ancora cronaca, 3 fusti di plastica da 5 litri ciascuno con dentro benzina sono stati rinvenuti innanzi a 3 esercizi commerciali siti al villaggio Peruzzo. Si tratta di un bar, una rosticceria e un panificio. Sul posto sono prontamente recati gli uomini della mobile di Agrigento, che hanno interrogato i proprietari dei negozi interessati dall'intimidazione, avviando indagini che terranno conto anche delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Avrebbero minacciato di morte una intera famiglia, padre e madre con 2 figli minorenni, con lo scopo di far loro abbandonare la casa in cui vivono e impossessarsi dell'immobile. I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno arrestato 3 persone con le accuse di rapina, estorsione, violenza privata, danneggiamento e violazione di domicilio. In carcere è finito Gabriele Minio, 36 anni, di Raffadali. Ai domiciliari invece Giuseppe Casadi, 28, di Agrigento, Samuel Donzi, 23, di Agrigento. Una quarta persona, un minorenne di Agrigento, è indagato a piede libero. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Alessia Battaglia.
E ancora cronaca, la pagina era nutrita, oggi litiga con il genero e lo colpisce alla testa con un'ascia. È accaduto a Raffadali, sono prontamente intervenuti sul posto un'ambulanza del 118 che ha condotto il ferito al San Giovanni di Dio di Agrigento e i carabinieri che stanno accertando cosa sia esattamente accaduto tra i due. Mentre sono rientrati in Italia nonostante l'ordine di espulsione a loro carico. Per questo 4 tunisini ed un egiziano sono stati posti agli arresti e portati all'hotspot di Contrada Imbriacola a Lampedusa. Lì dovranno adesso attendere la data dell'udienza di convalida dell'arresto. 3 incendi di grosse proporzioni si sono registrati ad Agrigento in città, il primo in via Passeggiata Archeologica nei pressi della sede dell'ANAS che ha portato in fiamme vegetazione, alberi e sterpaglie. Un secondo si è verificato nei pressi del Ponte Morandi con il fuoco che si è spinto vicino via Solferino e via Dante, danneggiando peraltro un'auto e una roulotte che si trovavano all'interno di uno spazio condominiale. Il terzo rogo è avvenuto al Villaggio Musea, a pochi passi dal mercato ortofrutticolo, e in tutti i casi i vigili del fuoco hanno scongiurato il peggio, evitando che mettessero a repentaglio case e persone. Si è conclusa ieri a Porto Empedocle una edizione partecipata e di successo della Festa della Musica organizzata dall'amministrazione comunale e dalla locale Proloco. Il jazz è stato al centro dell'evento. Si è conclusa positivamente la Festa della Musica a Porto Empedocle con 3 appuntamenti che ha visto il gradimento del pubblico che ha affollato la Torre Carlo V, dando così inizio all'estate empedoclina 2024. Sabato l'esibizione del Miss Quintet con Francesca Velotti cantante, Tano Ferlisi alle tastiere, Alessandro Scibetta al sax, Tonino Bruccoleri alle percussioni e Carlo Scibetta al basso e voce. Mi fiso quando e non sei tu, ogni voce ascolto e non sei tu. Dove sei perduto amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io cerco in vano di dimenticare il primo amore, non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Io ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Mentre nella serata conclusiva di domenica l'esibizione di Carmelo Salemi Quartet con Roberto Macri al pianoforte, Antonio Laima al contrabbasso, Michele Territo alla batteria e Carmelo Salemi alla tromba. Un appuntamento che si rinnoverà, a detta del presidente della Proloco Paolo Savatteri, anche il prossimo anno. And the
un ricorso proposto al TAR Sicilia di Palermo. Un agrigentino proprietario di un lotto di terreno ubicato a Sciacca in contrada Belvedere Pozzo di Gallo ha impugnato il decreto assessoriale di approvazione del piano paesaggistico nella parte in cui lo strumento di pianificazione ha sottoposto il citato fondo a livello di tutela 3, atteso che esso sarebbe ricoperto da area boscata o sottoposto a vincolo di rimboschimento. In particolare, il ricorrente ha dedotto che le aree di sua proprietà sarebbero prive delle caratteristiche corrispondenti alla destinazione paesaggistica loro impressa. L'amministrazione regionale ha chiesto il rigetto del ricorso, ma il TAR Sicilia ha ritenuto di accogliere le eccezioni sollevate dagli avvocati. In altri termini, è stata fornita prova documentale dell'inesistenza dell'area boscata su terreno del ricorrente. Alla luce di ciò, dunque, il TAR Sicilia di Palermo ha accolto il ricorso degli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto, annullando il provvedimento impugnato nella sola parte in cui lo strumento di pianificazione ha sottoposto il fondo di proprietà del ricorrente a livello di tutela 3. E l'Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi per lavoro ha un nuovo presidente territoriale, è Michele Nantele, vicepresidente Stefano Malonge, i consiglieri territoriali Antonio Marotta, Paolo Micichè, Calogero Mattina, Fabrizio Marino e Carmelo Randazzo. Tra le diverse attività che sta organizzando la nuova dirigenza c'è la 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro e il monumento ai caduti sul lavoro, che verrà ubicato in Piazza Stazione per sottolineare quanto sia fondamentale mettere la sicurezza sul lavoro al primo posto. E adesso lo sport, l'Acragas ha un nuovo allenatore, è Lillo Bonfatto, il cui nome è stato ufficializzato stamane nel corso di una conferenza stampa. Rondeni, ecco, oggi si presenta il nuovo allenatore, il primo tassello per una nuova squadra. La gente vuole sapere quali sono le novità dell'Acragas 2024-2025. La novità, la prima è avere chiuso l'accordo con il nuovo allenatore, un allenatore importante, un allenatore vincente e un allenatore di spessore principalmente per le sue qualità umane. Ecco, questo diciamo ha fatto pendere la bilancia a suo favore, l'aspetto umano, persona per bene e persona competente e preparata. Partiamo da qua. È chiaro che in questi giorni, come abbiamo dichiarato in precedenza, vogliamo un attimino alzare un po' il livello della compagine e ci stiamo attrezzando, l'allenatore, il direttore sportivo, tutti noi ci stiamo organizzando per dare all'Acragas una visione migliorativa. Sentiamo nelle sue parole molto ottimismo rispetto all'ultima conferenza stampa. Io ho sempre detto che un progetto si fa se si crea una sintesi tra diverse componenti, la tifoseria, l'amministrazione comunale e la società. Noi ci siamo, vediamo gli altri se ci saranno. Lillo Bonfatto, quella di oggi è una giornata, diciamo, da doppia festa. Il tuo ingaggio all'Acragas è il compleanno. Grazie. Sì, diciamo che è capitato che oggi faccio pure gli anni, ma soprattutto è capitato di venire qui ad Agrigento a onorare questa maglia che è gloriosa, a cui sono stato anche legato da giocatore, e quindi quando la società mi ha coinvolto sono stato molto contento, però adesso dobbiamo solo esclusivamente iniziare a lavorare, mettere giù qualcosa per farci trovare pronti per l'inizio del campionato. Le prime sensazioni da allenatore dell'Acragas? Le sensazioni sono positive perché, ripeto, Agrigento è una piazza dove sono stati seduti diversi bravi allenatori. Io sono onorato di indossarla e sono onorato di sedermi su questa panchina, però adesso dobbiamo solo esclusivamente lavorare perché io non so fare altro, quindi so solo lavorare, so parlare poco, però lavorare tanto.
sotto l'aspetto tecnico, che calcio farei giocare la tua Agregas? Allora, quando abbiamo parlato con la società, il mio calcio è un calcio propositivo, un calcio fatto di aggressività, un calcio fatto di duelli, e quindi dobbiamo essere bravi a preparare questi ragazzi ad affrontare questa stagione che sarà, come sappiamo tutti, sarà abbastanza impegnativa, perché è un campionato, un girone abbastanza complicato, però noi dobbiamo farci trovare pronti. Che tipo di mercato hai chiesto alla società? Allora, innanzitutto ho parlato con il direttore e abbiamo condiviso alcune idee. Il calcio che propongo io e quello che io voglio deve essere un calcio fatto di giovani, non giovani come età, ma giovani frizzanti che diano tanto valore, ma soprattutto dobbiamo cercare gli uomini che facciano il caso dell'Agregas, perché giocare con questa maglia può essere anche pesante, però deve essere un beneficio per tutti. Il tuo messaggio ai tifosi dell'Agregas? Allora, il messaggio che voglio dare ai tifosi dell'Agregas è quello di starci sempre vicino. Sono sicuro che ci toglieremo grossissime soddisfazioni. Non ci hai pensato 2 volte di accettare la proposta della società Agregas? Sinceramente no, perché quando ti chiama l'Agregas, secondo me in questa zona è la società più gloriosa, formata da professionisti, che sanno fare il loro mestiere molto bene. Quindi non ci ho pensato più di tanto, anzi sono stato contento di aver accettato. Presidente, oggi il primo tassello della nuova Agregas con il nuovo allenatore presentato alla stampa. Beh, hanno parlato già il direttore sportivo, l'amministratore delegato di questa bellissima nomina che accolgo favorevolmente. Poi queste combinazioni della nomina in allenatore dell'Agregas nonché del suo compleanno ci porta bene. Il mio argomento che voglio trattare è il fatto che in questo momento è cambiata la svolta dell'Agregas. Noi adesso abbiamo ottimi rapporti con la politica, con l'imprenditoria che si sta avvicinando, noi le ringraziamo i tifosi che si stanno riavvicinando a noi, propositivi. Diciamo che sono con il finanziamento, avere la struttura dell'Esseneto a pieno regime come vogliamo noi è una nuova Agregas anche da questo punto di vista, oltre che tecnico. Il nodo dell'affidamento del bando che noi abbiamo per la gestione dell'Esseneto. Abbiamo delle ottime promesse, nel senso che quando prima ci verrà fatto questo nuovo bando che noi parteciperemo, aspetteremo per fare i lavori dell'illuminazione con il finanziamento già citato precedentemente, nonché con il risparmio del bando di gara andare a investire sul prato dell'Esseneto, farlo come tutti gli altri stati che sono adeguati. Questo ci permette anche nel settore giovanile farli entrare all'Esseneto, perché anche i ragazzini devono vivere quest'area, l'area dell'Esseneto di Agrigento. I nuovi innesti, si parla di qualche nome eccellente, ci può anticipare qualcosa? Non ti anticipo assolutamente nulla, perché noi siamo a settori, quindi questo lo farà il direttore sportivo dal momento in cui concluderà i suoi accordi, ha già lavorato sotto traccia e porterà degli ottimi risultati come sempre. E ci fermiamo qui per il momento. Vi ricordiamo che la nostra informazione potete seguirla sul 93 alle 15, alle 20, alle 9 del mattino, sul 268 in tutta Italia e ancora sul sito www.televideoagrigento.tv ovunque nel mondo. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alle prossime edizioni.